Dopo vi spiegheremo come mai è saltato fuori, il brano in questione che abbiamo ascoltato adesso, ma così, perché di solito c'è il calendario musicale, ma il solito non è sempre solito, quindi no, dopo lo spieghiamo dopo, non interessa, è tutto un casino. Stamattina il caos genera la vita, no, per cui dal caos chi è che lo diceva? Eraclito forse, o uno di questi qua che perdevano il tempo filosofando, no, millenni fa. Intanto io ringrazio, saluto, mi scuso con lui perché siamo in ritardo, con Max Del Papa, collega amico e autore del blog Il Faro di Max Del Papa, appunto altervista.org, che è un catalogo delle meraviglie della nostra epoca. Mi viene da definirlo così, un catalogo, non so se definirlo, degli orrori o delle meraviglie che si mischiano costantemente nella vita quotidiana, no Max? Che ne dici? Intanto noi abbiamo fatto tardi perché avevamo Maria Cristina Fontana, figlia del presidente della regione Lombardia, col suo avvocato difensore Fabio Schembri, a proposito di un certo modo di fare giornalismo. Devo dirti che questa storia mi ha molto colpito, no? È una vicenda minore, ma lei, in quanto figlia del presidente della regione, è stata accusata di una cosa inesistente da una nota trasmissione, Report. Conflitto di interessi, favori ricevuti dal padre, questa signora, questa dottoressa, questo avvocato che abbiamo ascoltato poco fa, lavorava da anni in quel settore per conto di un'assicurazione che fa tante cose, si occupa anche di cause sanitarie, la SST Nord Milano si avvale di quella assicurazione per la quale lavora anche tra centinaia di altri professionisti, l'avvocato Fontana, figlia del presidente della regione, solo per lei scatta l'accusa di conflitto di interessi da parte del padre, di favoritismi, di aumento dei suoi incarichi proprio mentre il padre è presidente della regione, cosa che non è avvenuta perché i suoi incarichi sono addirittura diminuiti. Incarichi da poche centinaia di euro, tra l'altro. Cioè tariffe normali di un avvocato che lavora per un'assicurazione. Insomma, bellina nostra storia. Sì, ma se lo dice Rappert è vero. Se lo dice il report è vero, infatti gli arrivano le minacce, Sì, minacce anche di morte alla povera Maria Cristina sì, Fontana. no, ma si vede che se ne meritava. Se le Quello che meritava, dice Report è vero, è perché vero. Report, sai, fatta dalla, com'è che si chiamava quella indipendente, Mm. quella che diceva buonasera, questa Milena terra, Gabanelli. la Gabbanelli, che dicono tutti Gabbanelle con due B, No, invece però è fammi una. capire, era talmente indipendente, intrepida, eccetera, che è finita alla corte di uno dei più potenti e ammanicati editori del paese, no? Sì, io lì volevo arrivare, ma no, ma poi lei bazzicava i grillini, voleva farsi eleggere presidenta, buonasera, della Repubblica coi grillini, poi presidenta della RAI coi grillini, quindi se questa gente qui ha detto questa cosa dell'avvocato, della dottoressa Bocca Fontana, si vede che è vero, perché Certo. Report non fa mica sconti, No, no, non ne no. faccia nessuno, Report Se lo dice il report è vero. tira fuori Poi le cose, Report, è rimasta l'unica trasmissione di inchiesta, magari forse a volte anche Riccardo Iacona, per carità. eh, avercene, ma no, ma poi quando parla delle cose climatiche, ambientali, avercene di Report, avercene di quello che la conduce, avercene di Mario Tozzo, Tozzo, Tozzi. avercene la vera informazione, quella di Sara Giudice e Trocchio, perché abbiamo Tozzo, Trocchio, avercene, questi sono i veri indipendenti che sono fuori dai giri loro. Quindi se loro dicono che la dottoressa Fontana, figlia di Fontana, è vero. Sicuramente è vero, quindi infatti sarà così, è così, anzi non sarà, perché sarà è già È una così, è formula così. dubitativa, questi qui di dubbi non ne hanno. No, 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 no. Il No, giornalismo no, di che inchiesta dubitativo. non si fonda sul dubbio, questa è un'altra verità che abbiamo imparato, no? Eh, Il ma dubbio, per tornare ai io filosofi greci, no? A Eraclito che citavamo impropriamente prima, no? Noi pensavamo voglio del Gran Casino. che il dubbio fosse l'anticamera della verità, ma qua mi sa che il dubbio invece è la negazione della verità, secondo molti di costoro. A seconda di chi? A seconda di chi colpisce il dubbio. Mm. Perché sai, se lo colpisci dalla parte giusta bisogna essere garantisti. Per esempio, bisogna essere garantisti per i delinquenti.
no per le brave persone. Certo. Deve essere garantito il dubbio, quello è. Invece se uno è un povero Cristo, una persona allora no, via in galera a buttare le chiavi. Quello. Non ci sono dubbi, l'ha detto quello, l'ha detto quell'altro. Un professionista di questo dubbio dirigeva anche il dubbio. Sì. Quello era Sansonetti, sì. dirigeva il dubbio. Non l'hanno voluto più però perché aveva dei dubbi. Lui per esempio aveva molti dubbi che Cesare Battisti fosse colpevole, quel pluriassassino schifoso. Aveva dei dubbi, no, a dispetto di tutto. Poi quando quello ha confessato ci ha avuto ancora i dubbi, non gli bastava, però ha fatto finta di niente. Anch'io, caro Giulio, ho molti dubbi su molti di questo sistema qua dell'informazione, ma proprio ce ne ho che e lì sono dubitativo e sono garantista, nel senso che è garantito che ho ragione a avere questi dubbi su molta gente. Hai visto come è una cosa? Questo è. Senti, ma tu oggi sentito, dimmi. Ho sentito che ieri in televisione c'è stato uno che ha confessato in diretta di aver ammazzato un altro. Sì, oggi fa notizia, no? Si è molto parlato di questo qua. Cioè non è andato dai carabinieri, adesso io non so bene, so che uno ha confessato un omicidio in televisione. Della mamma, sì. Della mamma, sì, sono stato io. E vabbè, la Gaia Tortora, che se non mi sbaglio lavora sulla 7, sì. altra televisione imparziale, equilibrata, garantista, proprio no, fuori da ogni conflitto di interessi. Ho visto che su Twitter diceva ma non si può andare avanti così, dove andremo a finire, signora mia. Tortora, Gaia, cura te stessa, cura la tua emittente. Oggi sto avvelenato, vedi che hai abbastanza ragione però, no? Perché quello dovrebbe essere un cognome che, insomma, qualcosa dice. Pesa, sì, anche perché il padre diceva io non ho colleghi. La parola colleghi l'ha inventata, credo, la mafia, e si riferiva ai suoi di colleghi, che poi infatti nel momento più ingiusto e più traumatico della sua vita avevano mollato quasi tutti, praticamente tutti, tranne Bocca, tranne Feltri, tranne Montanelli, erano pochissimi, quindi anche questi. Allora io dico, cara Gaia Tortora, che sei forse diventata giornalista anche grazie a un cognome, non lo so, no? Le cose in Italia vanno così. Cura un po' te stesso, cura la tua emittente, perché insomma siamo anche un po' stufi di sentire gli indignati da social. Hanno rotto un po' le palle perché e poi sappiamo tutti perfettamente che in realtà ci sono grandi invidie, grandi bestemmie, perché questo qui è andato a confessare l'omicidio in quella televisione piuttosto che in un'altra, quindi che culo che hanno avuto, bastardi, guarda che colpaccio. Quindi adesso che cosa succederà? Ma lo sappiamo tutti. Adesso questo è un punto di svolta, cioè si ammazzerà per confessare in televisione. Tu la vedi così? Si ucciderà per poter andare poi dalle Marie, dalle Bianche, dalle, che ne so, di preferenza donne, per andare a dire sì, sono stato io con quella vanità demoniaca. Cioè, io sono sicuro di questo, non ditemi che la sto sparando grossa. Siccome siamo arrivati ho scannato la mia famiglia, ho tagliato la gola a mio fratellino, ho squartato mia madre e mio padre perché non lo so, mi sentivo un po'. Allora il prossimo passo di questi zombie sarà no, lo so perché ho fatto una strage, volevo andare in televisione e dirlo. Come la cosa, diciamo, che a me ha colpito anche in un'altra conversazione che abbiamo fatto qualche tempo fa, Max, è che questi zombie tu li vedi intorno a te, i potenziali zombie. Cioè te li ritrovi di fianco sul treno o in spiaggia sostanzialmente, no? Questo però implicherebbe, uso un parolone, il fatto che ci sia stato un mutamento antropologico vero e proprio in questo bellissimo paese che è l'Italia, o sbaglio? Io sono convinto, resto convinto che ci sia una mutazione antropologica e anche genetica. Io li vedo, li riconosco,
mi fanno diventare a mia volta cattivo, perché se mi sento minacciato divento cattivo, e queste sono delle minacce. Faccio notare che da quando noi abbiamo avuto quella conversazione, credo un paio di settimane fa, si sono moltiplicati i casi di questi zombie che hanno fatto fuori la nonna, l'amica, la madre, il padre, ce ne sono tutti i giorni. Naturalmente adesso si tira via, perché sai, vai un po' a vedere che l'informazione deve prendere atto di certe cose. Allora io li vedo, li vediamo questi qua, e non basta far finta di niente. Ci sono, ci saranno ancora di più. E poi dopo si troverà di che dare la colpa ai cambiamenti climatici. E poi la conduttrice della trasmissione che annuncia: vi faremo vedere in diretta anche l'arresto di un assassino, perché poi sono arrivati i carabinieri, no? Ecco, questa è gente da rinchiudere, secondo me. È la vergogna per quello che veniva. Ma insomma, credo che noi possiamo dirlo. Chi lavora in quel sistema lì meno. Sì, vi faremo vedere l'arresto, ma anche Nuzzi mi pare che abbia fatto qualcosa di abbastanza morboso ultimamente, no? Sempre su queste cose qua. Ah sì, il fatto del Turetta, quello che ha scannato la Cecchettin. Sì. Anche lì come suo solito, ci si è tuffato, ci si è proprio inzuppato, no? Turetta, il coso, 1 ora e mezzo per parlare di questo qui, per parlare sul nulla, e alla fine io ricevo i messaggi dei miei lettori che mi dicono: ma hai visto che roba? Ma dico, ovviamente questo lo assolvono, questo gliela fanno scampare, perché tramite Nuzzi, tramite queste cose, anche questi sono garantisti quando gli fa comodo, no? Tu lo sai meglio di me, la situazione di quei due di Erba, eccetera, lì non ci sono dubbi per questi. Senti, ti leggo, no, su questi non ci sono dubbi ovviamente, e devo capire ancora il perché, no? Perché io dopo tanti anni ti devo confessare, Max, che non ho capito il motivo per cui questi due qui vanno tenuti in galera. Perché se tutti i documenti, veramente l'abbiamo fatto 100.000 volte, abbiamo trasmesso gli interrogatori, cioè se tutti i documenti, ma anche poco, non basta, se studi tutti gli atti diventi come Edoardo Montolli, cioè uno che si è veramente studiato, sentito gli audio, ha fatto un lavoro monumentale, a beneficio anche di tanti altri che non hanno voluto nemmeno utilizzarlo, questo lavoro monumentale, per documentarsi, ma questo vabbè, fa parte della concezione che molti hanno di questo mestiere. Io dico semplicemente, non ho capito il motivo profondo per cui questi due debbano essere considerati strenuamente colpevoli e non ci sia mai alcun dubbio, quando ci sono dubbi grandi come case, enormi, colossali in questa storia. Ecco, il motivo profondo io non l'ho capito. Io penso di sì. Tu cosa dici? Tu che hai esperienza e naso sopraffino. Ma io a togliere direi che, siccome i giornalisti per loro natura, non prendiamoci in giro, non sono garantisti, sono accusatori, perché dietro una bella storia di accusa trucida di violenza loro ci campano, ci campiamo, ci vendiamo. Questi due che stanno lì, e come dici tu, ad onta di tonnellate di riscontri di cose, non meritano nessun garantismo, perché non hanno sponsor politici. Allora, chi non ha uno sponsor, chi non ha un'implicazione politica, viene mollato. No, io devo dire, tra l'altro, viene trattato. Prendi questo, Turetta, Cecchettin, e dietro quanta politica c'è? Cioè, le cose lì sono chiare. Questo ha ammazzato, ha confessato, è un mostro, era un tarato, però ci si va sulle uova. Ma noi sappiamo però che questi sono tutti corteggiati dalla politica, i Cecchettin come quegli altri. Mo quest'altro, Gino, andava sempre da Fazio, no? Predicava, è diventato la coscienza civile. Prima era assatanato su Twitter, poi è diventato la coscienza civile, è diventato uno contro il come si chiama, il patriarcato, eccetera. Sì. Ieri ha chiesto 1 milione di risarcimento lui
a questo mostro qua. Che senso ha chiedere 1 milione come risarcimento? Io ho trovato una cosa assolutamente illogica e anche meschina, cioè la vita di tua figlia quanto vale? No, adesso ti racconto. Dimmi, No, ti racconto, dimmi. Max, un dettaglio, no, a proposito, due cose anzi, perché la prima è l'aspetto politico che tu hai toccato. Io credo che in tanti anni ormai che me ne occupo, la vicenda di Erba abbia contribuito in me a generare il, uso la parola disprezzo, perché questo è quello che provo, il disprezzo per tanta parte della politica, che ha ignorato completamente questa vicenda, perché i protagonisti, come dicevi tu, erano proprio due cittadini qualunque. Non solo, io ho 2 o 3 flash, ne ho tanti, diciamo, di ricordo. Uno, ho saputo che il povero Olindo, tra i suoi ricordi, aveva anche un autografo di Umberto Bossi, no? Ma proprio così, ingenuamente se ne vantava dicendo: "Oh, sono stato vicino a questa persona importante, eccetera, eccetera". Ma persone comuni in tutto e per tutto. La seconda cosa, uno dei familiari di una delle vittime che mi dice: "Ma tu che lavori in quella radio lì, come fai a difendere uno come Olindo Romano che è di genitori pugliesi?" Eh? Ecco. E questo a testimoniare il fatto che questi due qui erano proprio due persone qualunque, due persone assolutamente qualunque, sotto forse la soglia del qualunque, e proprio per questo, secondo me, la politica se ne sarebbe dovuta interessare, perché tu avevi una cartina di tornasole magnifica di alcune storture che poi sono quelle che abbiamo visto all'opera nel caso di Beniamino Zuncheddo in Sardegna. Ieri abbiamo parlato col suo avvocato, ha fatto un libro bellissimo, non so se l'hai letto, no? Io sono innocente su questa storia, scritto dall'avvocato Trogo e dallo stesso Beniamino Zuncheddo. Un'altra persona comunissima, ma ci è voluta una storia che nel libro è raccontata magnificamente, una difficoltà dopo l'altra, una serie di difficoltà enormi per arrivare dopo 34 anni a stabilire che quel povero Cristo lì era innocente. 34 anni, eh. Adesso dalla strage di Erba ne sono passati molti meno, era nel 2006. Magari fra altri 10, 15, 20 anni riusciamo a capire che quei due lì sono innocenti, no? Che non c'entravano nulla. Però questa cosa mi dice veramente di una infamia della politica, che invece di fare sua una battaglia giustissima, nella quale sono protagonisti persone assolutamente comuni, non il Berlusconi di turno, il magnate, il ricco, le diatribe, il presidente della regione e via dicendo, no, hanno completamente ignorato questa cartina di tornasole della mala giustizia. Poi invece ci hanno chiesto di firmare magari per il referendum. Cosa giusta, cosa è? Però, insomma, vuoi farla sta battaglia o no? Non l'hai fatta. No, no. E il papà di Olindo Romano era di No. origini pugliesi. Questo lo diceva uno dei familiari di una delle vittime. Se questi qua, è logico, questi non fanno voti in nessun modo, quindi non interessa. Alla politica non interessa, se non li possono sfruttare, se non li possono manipolare, utilizzare, non fanno voti e non esistono. Se poi questo Olindo avesse avuto nel portafoglio l'autografo di D'Alema, di Occhetto, non lo so, adesso i tempi, o di un brigatista alla moda, o di Ilaria Salis, o di Ellis Line, o di uno di quelli che organizzano i Gay Pride, perché organizzandoli come imprenditori ci guadagnano. Sta tranquillo che sarebbero stati trattati meglio anche da noi altri dell'informazione, perché è sempre lì la Max, per tornare alla vicenda di questo qui, cinquantenne peraltro, che ha confessato in TV a Canale 5 di aver ucciso la madre, no? Prendo un articolo tra i tanti del Corriere della Sera, io non ho capito se era in diretta o se è stato montato il servizio, no? Perché la conduttrice dice che ha tagliato le parti scabrose per non turbare la sensibilità di chi ascolta. Comunque questo qui ha detto: io ogni tanto mi faceva un po' arrabbiare, mia mamma ripeteva sempre le cose, alla fine l'ha ammazzata, no? La conduttrice dice: ho seguito 2 principi, la mia coscienza e la mia professionalità. Rifarei tutto quello che ho autorizzato, le notizie si danno. Retroscena, ricevo la telefonata del mio inviato qualche minuto prima di andare in diretta. Una cosa pazzesca, mi dice: ho poco tempo per decidere.
Mi preme solo una cosa, che non danneggi l'indagine. L'uomo era ricercato. Mi autorizzano a mandare in onda le immagini i carabinieri, no? Chiamo i carabinieri, mi autorizzano a mandare in onda le immagini dell'intervista. Ho ragionato da giornalista. Questo qua era in stato di shock, l'omicida, sì, ma ha raccontato i fatti con lucidità. Per non turbare la sensibilità di chi ascolta ho tagliato le parti scabrose, i particolari di come aveva ucciso sua madre. Giuffrida continua ad agitare il microfono, che è l'inviato, il cameraman inquadra l'assassino e chi è davanti allo schermo ascolta la confessione. Non ce la facevo più, mia mamma era tra la demenza e l'Alzheimer, non riuscivo a gestirla, la confessione e tutto il resto. I carabinieri hanno autorizzato tutta questa roba qua. Che cosa ci dice questo bell'apologo? L'oggettività, no? Se tu filmi tutto, questo ho ragionato da giornalista, sì è vero, ha ragione, ha ragionato da giornalista in particolare di oggi, cioè ha ragionato da pubblicitario, cioè ha ragionato da uomo azienda. Vi hanno detto corri, fiondati perché questo, e infatti siamo qua, che questo si traduce in soldi, questo è un colpaccio, è la prima volta, resterà nella storia e ce l'abbiamo noi. Questa ha ragionato come una che da una parte non poteva dire di no, perché sennò moriva lei professionalmente, dall'altra non ha avuto nessuno scrupolo, altro che la coscienza, e ci si è buttata. E poi ha fatto editing. Ora vediamo, io non lo so chi sia questa qua, ma se questa è una giornalista, allora, dopo aver rimestato nel voyeurismo omicida, dovrebbe avere anche la responsabilità sgrevolissima di fare qualche domanda. Per esempio, era proprio necessario? Cioè, visto che ti sei messa così in gioco, vai fino in fondo e chiedi a te stessa e a chi ascolta se era proprio necessario scannare una madre siccome aveva l'Alzheimer. Prendi una posizione a questo punto. E te lo dice uno che si è ammalato, ha gestito una madre con l'Alzheimer per 20 anni. Quindi io lo so che cosa voleva dire, dice sempre le stesse cose, fa le stesse cose, ti tortura, ti chiama la notte, tu corri là e dice che sei venuto a fare, eccetera, eccetera. Però, visto che hai voluto mandare questo messaggio, noi non arretriamo davanti a niente, allora fai un discorso anche di coscienza, prendi posizione. Invece questi qua, prima gruffolano nella merda, poi tutto di colpo scoprono la neutralità, l'oggettività, chi siamo noi per giudicare? Ma tu hai già giudicato nel momento in cui hai raccolto una confessione che non spettava a te. Hai già esondato, hai già giudicato. Allora a questo punto vai avanti. Allora, hai Max, anche un po' di... dimmi. No, dobbiamo semplicemente salutarci. Ci salutiamo qui per oggi. Ci diamo appuntamento la settimana prossima. Grazie a Max del Papa. Grazie mille, Max. A voi un saluto a tutti.